Caldo, torrido e rimedi, condizioni dell'arenile e del mare e le prospettive in vacanza d'estate. Il videogiornale a San Leone, le interviste tra i bagnanti, Irene e Milisenda. La lunga attesa di quell'estate che sembrava non arrivare. In Sicilia l'estate è scoppiata. Punte di 40 gradi, creme protettive, olio abbronzante per gli amanti della tintarella. Spiagge affollate già dalle prime ore del mattino dai tanti turisti che hanno deciso di trascorrere le ferie ad Agrigento, a San Leone, ma anche da tanti agrigentini che decidono di rimanere in zona e godersi questo mare. Sembra che rispetto all'anno scorso qualcosa sia cambiato. Oggi siamo andati lungo le spiagge di San Leone, mare e spiagge più puliti grazie anche alle squadre e mezzi messi a disposizione dall'ISEE ed SEA. Ma tra i bagnanti c'è ancora chi si lamenta dei pochi servizi offerti, vedi la mancanza di bagnini, di strutture attrezzate per i più piccoli, pochi cestini, per non parlare dei cassonetti lungo il viale delle Dune stracolmi di spazzatura. Insomma, direi sono pulite, però certo mancano servizi. Onestamente questa spiaggia in particolare non ha servizi, pochi cestini, non sono facilmente accessibili, sporche più là, vetri, per i bambini insomma dobbiamo stare un attimo più attenti, ci vorrebbe un po' di pulizia in più. Io sinceramente vorrei che qua fosse più attrezzata perché anche per i bambini per esempio non c'è niente, non ci sono bagnini, l'acqua è bassa però quando c'è vento qua non è che si ci può stare tanto a mare. E le spiagge come li trova? Direi pulite perché ho visto che hanno fatto pulizia, ringrazio il sindaco, però ripeto che non ci sono attrezzature, non ci sono anche supporti, non c'è niente qua, sinceramente. Altri ancora invece sono entusiasti della costa di San Leone, invidiabile in altre parti d'Italia. Le spiagge adesso sono un pochino più pulite, ma più che altro sono le persone che non tutti, però grazie a Dio si sta abbastanza bene perché abbiamo un mare meraviglioso qui. Non serve neanche andare in altri posti per trovare una spiaggia e un'acqua così limpida e bella. Grazie. È pulita un pochettino, è la seconda volta che vengo e poi è pulita, per me è pulita diciamo. E poi nella giornata odierna diversi vacanzieri sono stati multati dalla polizia municipale per aver parcheggiato dove non si poteva. Ecco, si può fare di più se certamente anche i cittadini contribuissero con poco più di senso civico anche per posteggiare.